Buonasera e ben ritrovati dal Palagems, da Adriano Berruti. Si gioca per la terza giornata di ritorno, 12ª giornata della Serie A di futsal femminile. In campo la Lazio contro la capolista Città di Falconara, punteggio pieno 10/10. Arriva adesso il fischio e allora Lazio che gestisce il primo pallone, recupera Beita che si lancia, Beita calcia, la parata di Di Biase che mette in calcio d'angolo la prima occasione del match e per la Lazio. Vanessa si lancia da sola, Vanessa va col mancino, non c'è il tocco di Di Biase, rimessa dal fondo per Falconara. Dalmaz che prende il tempo a Beita, prova a girarsi, Dalmaz gran giocata e pallone largo alla sinistra di Tirelli, la prima vera occasione con un tiro in porta per Falconara che prova a ripartire. Vanessa, spazio forse per concludere, il pallone per Tanigna, l'appoggio per Ballardin, serve Gabbi, l'uscita di Di Biase che mette in calcio d'angolo, occasione Lazio. Esce Greco su di lei, pallone per Tati, poi la conclusione, forse un fallo qui di Tati, già bene all'indietro per Tati. Quindi Luciani larga a destra, calcia! Arriva il gol di Falconara, il gol della capitana, la numero 10, Luciani. Non so se ci sia stata una deviazione sulla conclusione. Forse la deviazione di Guti. Pressing di Luciani, pallone per Tanigna che restituisce bene a Vanessa, limite dell'area! Il pareggio fulmineo della Lazio con la numero 77, Vanessa, gran gol! A incrociare col mancino, la mette nell'angolino, nulla può Di Biase e quindi torna subito in parità il punteggio al Palagems. È durato circa 14 secondi il vantaggio di Falconara. Dalmaz, buona la copertura, non c'è fallo, poi Beita prova addirittura la conclusione, c'è il tocco di Di Biase. Falconara con Dalmaz che prova a puntare Vanessa, Dalmaz, pallone sul fondo, calcio d'angolo in favore di Falconara, regalato dalla Lazio. Dalmaz dentro e l'autogol mi è sembrato di Vanessa che sfiora con il destro e rende il pallone imprendibile per Tirelli. Vantaggio Falconara a 3:11 dal termine, il calcio d'angolo regalato da Barca. Tanigna prova a sfidare Dalmaz che recupera, Dalmaz e arriva il gol del 3-1 di Falconara, lo segna Dalmaz e chiude la gara a 20 secondi dal termine. Il pallone perso da Beita e il gol di Dalmaz che sigla il gol del 3-1. Arriva adesso la sirena, vince ancora Falconara 11/11, 32 punti in campionato per la squadra di Falconara che rimane quindi prima in classifica, continua la sua corsa, si ferma invece la Lazio che cade 3-1. Gran bella partita però davvero quest'oggi al Palagems, ritmi altissimi. Da Adriano Berruti è tutto, buona serata.